Abbiamo voluto oggi valorizzare e rendere pubblico in questa sede regionale l'accordo tra le parti sociali della Regione sull'alternanza scuola-lavoro, uno strumento molto utile per il mondo del lavoro che ha interessato 115.000 studenti e 43.000 imprese, con una positività rispetto agli studenti. Il 50% ha migliorato la loro condotta, la conoscenza, e l'altro 50% ha migliorato il loro rendimento scolastico. Questo fa sì che valorizzi ancora di più questo strumento, che è una buona pratica per il Veneto, che deve essere fatta conoscere meglio anche a livello governativo per non avere elementi negativi, anzi per migliorarla. Noi dobbiamo far massa critica. La firma dell'accordo in realtà è un modo per dire che noi, rispetto a soluzioni complesse, a problemi complessi, quando ci si mette insieme e sigliamo e le parti sociali sono parti attive e propositive, il risultato è di sicuro una soluzione del problema, soprattutto nel mondo del lavoro, perché questo è una scommessa sul futuro, una scommessa sui giovani.